po' l'estrapolato anche per età, quindi per capire se è un problema legato alla vetustà delle persone oppure ad altri parametri. Vediamo insieme di riprenderlo, rimetterlo un po' in onda, quindi questo grafico che ci fa capire quali sono le persone maggiormente coinvolte. Che cosa ne emerge, che cosa ne viene fuori secondo i vostri dati? Emerge che man mano che si invecchia è più facile farsi male. Quindi la bellissima riforma Fornero sortirà un sacco di vittime in futuro, perché con l'età pensionabile che si porta più in là nel tempo, cioè o muori per infarto oppure nel posto di lavoro in qualche modo eliminano quelli che saranno i pensionati. Scusi la battuta, ma insomma viene da sé da farla. No, spero non ci sia una strategia alle spalle. Esatto, una strategia. Inferiore a 15 anni però sono anche pochissimi, un caso solo pochissimi coloro che lavorano. 15-24 anni, estremamente giovani, abbiamo però il dato anche più basso effettivamente. Sì, però attenzione, anche qui di nuovo leggiamo l'incidenza, perché è chiaro che il dato assoluto fa cogliere la gravità della situazione, però come dice lei da 15 a 24 anni la forza lavoro è bassissima in termini percentuali, infatti l'incidenza è del 24,9%, quindi 25%, stiamo parlando di un quarto dei morti avvengono in questa fascia di età, anche se poi in realtà sono appunto 31 complessivamente. Certo, ecco. 15-24 anni, anche qui molto molto giovani, con un'incidenza del... L'incidenza appunto come dicevo prima, sul totale è un 4%, ma tra tutti i lavoratori di questa età è un quarto. Ed è notevole. È notevole. E quindi cos'è? Disattenzione a questo punto? Questa è totale inesperienza. Totale inesperienza. Vuol dire anche buttare un po' così all'avanscoperta le persone. Cioè... Sì, e poi pensiamo anche che qui al di là dell'età, probabilmente stiamo anche parlando di lavoratori appena inseriti nel ciclo produttivo. Quindi anche grave, insomma. Qui diventa fondamentale un periodo di affiancamento con qualcuno che gli insegna a lavorare. Che vuol dire che non c'è stato? Perché probabilmente non c'è stato. 25-34 anni, abbiamo un'incidenza, come si vede invece è molto bassa, perché si va sotto il 10% dei lavoratori in questa fascia d'età che subiscono un infortunio mortale. E poi il dato incomincia a crescere, perché da 35 a 44 anni l'incidenza è del 20%. Per arrivare a un 43% da 45 a 54 anni, cioè siamo quasi a metà. Quasi la metà, insomma. E per poi crescere in modo incredibile, siamo al 78,9, insomma 79% sugli over 55. Per poi arrivare al 220% in quelli sopra i 60. Che viene veramente da... no, 200, scusate, stavo dicendo non è la percentuale, sì, è l'incidenza sugli occupati. Ho detto un dato sbagliato, non era in termini percentuali ma era di incidenza. Comunque, tanto per invece il dato percentuale sul totale è un 10% di infortunati sopra i 65 anni. Quindi questi sono lavoratori che svolgono un'attività lavorativa a rischio e che evidentemente poi subiscono un infortunio. In molti casi questi sono agricoltori, lavorano nell'ambito dell'agricoltura. Esatto. Anche perché poi nel settore dell'agricoltura abbiamo persone anziane che comunque fino oltre anche la pensione continuano a lavorare. Tenete conto, giusto così, che questi sono dati INAIL, in realtà se noi elaborassimo dati non solo di assicurati INAIL ma comunque di infortunati in un'attività lavorativa che può anche essere la coltivazione del proprio campo, assimiliamo un'attività lavorativa, l'agricoltura avrebbe un peso molto molto importante nel totale degli infortuni mortali, che sarebbero evidentemente più di quelli che noi stiamo vedendo adesso, e in buona parte sarebbero lavoratori anziani su mezzi antichi, ma uso il termine antico perché spesso sono mezzi proprio antichi, andrebbero in museo piuttosto che su un campo. Qui stiamo parlando di un settore, perché dopo vedremo anche quello delle costruzioni che è altrettanto rilevante, ma soprattutto quello dell'agricoltura, dove non so quanta formazione si faccia sulla sicurezza, anche perché poi molte volte è il titolare che fa da sé necessariamente, visto i margini molto bassi che ci sono anche di guadagno, no? Certo. Quindi sembra quasi un male incurabile, se non per molto tempo, quando ci saranno nuove generazioni che opereranno magari con criteri un po' più... Certo. O no? Sì, è verissimo. Sono due settori, come dicevo prima, in cui
l'evoluzione delle aziende è molto limitata, stiamo sempre parlando sia nelle costruzioni che nell'agricoltura, certo, di aziende di piccole dimensioni, a conduzione quasi familiare o comunque in cui il datore di lavoro è coinvolto o nelle attività lavorative, in cui insomma l'impresa è poco organizzata, è poco strutturata. A questo si aggiunge sicuramente anche una cultura bassa in generale proprio nel settore, no? Quindi tante volte uno guarda anche cosa fa il vicino, e quindi si adegua. E a questo si aggiunge anche un ulteriore fattore che è tipico di questi due settori e degli ambienti di lavoro in cui si trovano a operare, che è la variabilità dell'ambiente e anche l'influenza di fattori quali per esempio gli eventi atmosferici. Cioè, è chiaro che lavorare sul tetto dopo che ha piovuto piuttosto che in pieno agosto è diverso che in altre condizioni, e questi sono tutti fattori che analogamente nei campi. Ecco. Assolutamente sì. Quali sono quindi i due settori che rimangono, abbiamo detto, costruzioni ed agricoltura? Allora, nei dati INAIL le costruzioni, e poi c'è il settore manufatturiero che in realtà include settori che tra di loro sono anche magari un po' diversi, ma invece l'agricoltura per l'INAIL non ha un'incidenza particolarmente alta perché, come accennavo prima, spesso il lavoratore dell'agricoltura non è assicurato INAIL, ma non perché sia un lavoratore in nero, ma perché non ha un obbligo di assicurazione. Se no i dati li eviterebbero? Sì, fondamentalmente sì, arriveremo a dei dati assimilabili a quelli delle costruzioni. Costruzioni però sono ancora un fattore, almeno gli addetti al settore dove c'è stata una leggera ripresa, però sono ancora in crisi. Quindi allarma ulteriormente che ci sia stata questa impennata in quel poco che si costruisce. Non si riesce neanche a controllare la manovalanza, che poi peraltro ormai è ridotta all'osso, hanno avuto il maggior numero di licenziamenti, quindi poche riassunzioni, insomma ridotto, ma perché? C'è forse un'età più alta, vi risulta questo? No? Ma io credo che siano tutta una serie di fattori negativi che purtroppo troviamo in questo ambito. E al di là, dicevo, dei settori dei fattori ambientali, dei lavoratori, della cultura che ci può essere, della mancata organizzazione e strutturazione, bisogna anche considerare che si riesce a fare sicurezza meglio quando si lavora serenamente. E quindi la tempistica, le persone sono meno, la tempistica è stringente, c'è una sorta di pressing che viene fatto a livello materiale e psicologico. Anche da parte dei committenti, no? Certo. Perché anche noi stessi, quando ci facciamo fare, chiamiamo il muratore o per fare i lavori a casa nostra, cioè, a noi ci interessa spendere poco, far presto, quindi c'è una richiesta abbastanza importante. La programmazione del lavoro sicuramente in edilizia è più difficile perché dipende dalle condizioni atmosferiche, quindi sicuramente ci si trova a lavorare con poca serenità, usavo questo termine, saltando da un cantiere all'altro. Ecco, questi sono sicuramente fattori che aggiungono ulteriore rischio all'attività lavorativa. Certo, lo riprendo un po' il discorso rispetto al resto dell'Europa, perché ormai l'Europa torna sempre in mezzo, eccetera. Ma siamo maglia nera o come siamo? No, non siamo maglia nera. Poi il dato andrebbe in realtà analizzato puntualmente, settore per settore, ma non siamo maglia nera. Ecco, c'è chi sta peggio di noi. Poi va anche detto però che noi siamo, mi pare, la terza economia europea, quindi se di nuovo si guarda il valore percentuale, voglio dire, magari non siamo messi male. Dal punto di vista del numero totale di infortuni, evidentemente siamo tra quelli invece ve l'aspettavate questo dato? Perché noi appunto ne abbiamo parlato prima, un paio di mesi fa e un mese e mezzo fa, insomma, quindi essere in aspettativa, ma si pensavano dati tutto sommato sì, che non avrebbero destato grande preoccupazione. Certo. Invece voi stessi, quando ci avete dato questa notizia giorni addietro, io sono rimasto un po' perplesso, ho detto caspita, non era quello che si immaginava, no? Allora, io non mi aspettavo un incremento di questa entità, le dico la verità. Mi aspettavo un incremento, ma non di questa portata. Ma non perché mi ero reso conto che il decremento degli anni precedenti era dovuto al fatto che si lavorava meno e quindi non erano subentrati ulteriori aspetti che chiaramente portavano a una riduzione, aggiungendo il fatto che uno dei settori in maggior crisi era le costruzioni e quindi certamente c'era da aspettarsi una riduzione e poi una ripresa. Il dato di oggi è un dato sconfortante
è molto molto negativo. E quindi come giustamente tante volte ci scrivono anche i nostri telespettatori, su che cosa bisogna agire, che cosa bisogna fare, perché certo voi state elaborate dei dati, vi vengono forniti, li estrapolate, li dividete, li scendete eccetera, però poi c'è sempre un intento successivo che è quello di lavorare su queste problematiche per cercare, si spera, di sortire qualche effetto, di avere qualche risultato, perché sono comunque dati gravi. Se da un lato quando parliamo di morti bianche, quelli in itinere, sembra esserci poco da fare perché gli incidenti sulla strada sono in parte diminuiti, però sono sempre legati ai soliti parametri, quelli sul lavoro non dovrebbero neanche sussistere, se non in casi gravissimi. Su che cosa pensate che sia necessario agire? Allora, anche qui i dati da sempre ci dicono che bisogna intervenire sulle attività lavorative nei cantieri edili sostanzialmente, perché ribadisco, se uno deve fare una strategia parte da dove c'è il problema, evidentemente esatto. Maggiore, e in questo senso negli anni si è riuscito secondo me a incidere poco, qualcosa si è cercato di fare ma poco. Teniamo conto che la legislazione in materia di sicurezza per quanto riguarda la cantieristica è ulteriormente specifica e ulteriormente appesantita, usiamo questo termine, proprio per cercare di prevenire l'infortunio, di evitare l'infortunio. Quindi non è un problema di regole che ci sono, di leggi che ci sono, diciamo leggi tra l'altro come diciamo prima europee, quindi in questo senso direi che non c'è molto altro da fare. Sicuramente anche un'azione di controllo più intensa e concentrata su questo settore innanzitutto, prima ancora che su altri. In questo senso temo che lo Stato debba mettere più risorse a chi controlla, perché i controlli costano, i controlli richiedono personale competente, che abbia tempo, che possa andare a fare i sopralluoghi, eccetera. E quindi questo è un costo che invece nel tempo è stato ridotto. È stato proporzionalmente ridotto, quindi si è un po' preso sotto gamba la questione. Sicuramente, i tagli a volte li chiamano orizzontali, a volte li chiamano verticali, ma insomma ci sono stati tagli e questo certamente determina una riduzione della capacità di controllo degli enti preposti al controllo. Certo. Voi avete gli organi di vigilanza però. No, anche perché, mi scusi, un aspetto che tante volte si trascura. Se gli enti di controllo sono in grado di cogliere e andare a sanzionare chi non rispetta le leggi, certo, e le regole, allora ecco che chi rispetta le regole voglio dire, non può più lamentarsi dicendo ma lui mi fa concorrenza con minor costi, no? Certo. Quindi è molto importante questo aspetto, è fondamentale anzi, se no ci adeguiamo tutti a un livello minimo e servono i controlli. Nei cantieri dove si verificano i maggiori incidenti c'è la struttura per poter fare questi, non tanto i controlli, anche se sono importanti, ma anche la formazione, oppure no? La formazione da parte dei lavoratori effettivamente? Allora, anche sul piano della formazione la legislazione si è molto sviluppata nel tempo e oggi diciamo ha normato, quindi dando indicazione di ore, contenuti, durate, periodicità di aggiornamenti, tutto quello che è formazione sulla sicurezza. Quindi anche qui dal punto di vista legislativo credo che possiamo chiedere poco di più. Quello che è importante è capire, a differenza di quello che spesso viene colto, che la formazione non è l'emissione di un attestato di formazione a seguito della presenza a un corso di formazione, mi faccia passare il termine, perché si sta lì seduti 4 ore, 8 ore, 10 ore, quello che è. Era quello un po' che volevo dire. Cioè perché la formazione deve incidere sul comportamento, questo è il significato di formare, non è un mero trasferimento di nozioni, è un incidere sul comportamento. E forse non è così incisiva. E non è facile, questa è la realtà. Allora, fare formazione che incida sul comportamento richiede abilità da parte di chi organizza il corso, di chi fa la docenza, di chi verifica l'apprendimento e poi tutto quanto questo tesoro deve essere recepito dall'azienda che lo deve coltivare a sua volta, perché se anche appena uscito dal corso di formazione il lavoratore, il preposto che deve controllare, no,
hanno anche una sensibilità maggiore, una maggiore attenzione al problema. Se poi arrivano in azienda e gli dicono ma va là, non importa, vai avanti, è chiaro che si perde completamente, no? È tutto quello che si era coltivato. E quindi l'azienda deve cogliere tutto quanto quello che è stato fatto e coltivarlo e pretendere poi naturalmente, come dicevo prima, che si tenga un comportamento sicuro. Ecco, può essere che le modalità di formazione non siano più valide, cioè cambia tutto, no? Con la velocità. Giustamente lei ha fatto un'osservazione, le 6, 8 ore, 4 ore, un'ora, quella che può essere di formazione, sono noiose, la disattenzione a un certo punto c'è, poi pensiamo anche a chi è abituato a lavorare manualmente, portarlo in un'aula, insomma, resiste quel che resiste, però a meno che non ci sia un formatore particolarmente vivace, propositivo, interattivo, che è difficile anche trovarne, diventano noiose, quindi poco secondo me viene appreso. Non è che bisogna cambiare anche le modalità di formazione, farle diversamente, dopo ovvio che l'azienda risponde sì ma io non ho tempo da dedicare a questo, è più costoso eccetera, però siccome stiamo parlando di vite, e voi parlate poi peraltro solo di vite, ci sono i dati poi degli incidenti invalidanti che sono altrettanto macroscopici, fuori se uno li analizzasse sarebbero fuori dalle logiche, e quando hai un incidente invalidante poi le conseguenze sono veramente devastanti per la persona e per l'intera famiglia, oltre che la morte stessa, che lo sappiamo. Certo. Quindi agire proprio su questi presupposti, cambiare completamente le modalità formative. Io credo che stiamo parlando di uno dei mestieri più complicati e difficili da fare, no? Però siccome voi vi occupate e la nostra di è una società, mi consenta, che tende a dare poca importanza all'insegnante, no? Lo vediamo anche nel mondo della scuola. Quindi qui sicuramente il primo aspetto è avere dei docenti capaci, bravi, come si potrebbe dire con un aggettivo sintetico. Certamente le modalità con cui viene fatta la formazione aiutano. E allora se io pretendo di formare delle persone parlando per 8 ore di qualcosa di astratto, evidentemente non colgo risultato. Devo coinvolgerli, devo fare esempi legati alla loro attività lavorativa, fargli vedere l'attività lavorativa anche, no? Fargli capire quali sono i rischi. Tante volte no, si vede anche nella pubblicità degli incidenti stradali, fanno vedere l'incidente. Ormai sono arrivati a questo, sì, perché più è forte l'immagine, più ti colpisce anche a livello inconscio, più può sortire un'efficacia di qualche genere. Anche tutto questo però richiede una organizzazione e progettazione del corso, perché evidentemente il corso non deve essere fatto standard, mi passi il termine perché va bene per tutti, ma deve essere condiviso, ragionato con l'azienda, che eventualmente dovrà anche fornire un supporto, un aiuto al docente per poi calare nella realtà aziendale esattamente le 4, 8, 16 ore, l'incontro che lui deve fare con le persone. Se viene fatto così, l'incontro ha un ritorno che non si riesce, perché poi il problema è che non si riesce a misurare immediatamente, no? No, ma infatti è nella lunga durata che è chiaro che una cosa del genere costa di più, ma ha un ritorno che è nettamente migliore, nettamente più efficace, perché siamo andati ad agire sulle persone e poi l'infortunio avviene perché le persone sbagliano, chiunque della catena, ma quello è la vera criticità sulla quale noi dobbiamo andare a colpire. No, perché poi si tratta di fattori culturali anche ben precisi, cioè nella cultura mediterranea in generale, nel bacino mediterraneo c'è questa superficialità, leggerezza nel prendere le cose, poca anche responsabilità da parte degli operatori dei lavori e responsabili, connaturata diciamo nella genetica, per cui a questo punto devi intervenire in modo cogente per portare certi concetti. Se non sortissi il risultato nelle formule normali, viene da sé che vuol dire che c'è qualcosa che non va bene, o proprio le persone non ci arrivano, oppure bisogna cambiare anche metodica, provare a cambiare metodica, per cui quello viene da pensare, anche in base ai messaggi che avevamo ricevuto in passato, abbiamo capito che molti ci avevano scritto dicendo sì, ma questi corsi di formazione lasciano il tempo che trovano, ti danno 2 o 3 indicazioni, sono estremamente noiosi, monotoni, cioè la parola noioso e monotono diventa ricorrente. Allora dico, ma se non sortiscono effetti, forse come diceva anche lei, perché sono generici, magari il formatore non sa neanche bene la tipologia di azienda dove si rivolge, la tipologia di persone,
o il formatore stesso non ha una preparazione sufficiente, bisogna che agire in modo cogente su chi forma. No, potrebbe anche essere questo. Certamente, però come dicevo prima è difficile avere un dato misurabile, no? Non sortisci, ma ovvio, non lo sortisci nell'immediato, però magari nel lungo periodo puoi avere un effetto. Assolutamente sì, lo si vede anche nel mondo della scuola, come si fa a capire qual è la scuola migliore? Certo non con il numero di promossi, no? Ma poi si vede alla distanza, quante persone trovano. Intanto però è importante cambiare qualcosa. Sì, assolutamente. Torniamo su questi dati, abbiamo gli ultimi minuti a disposizione, intanto un po' di pubblicità.